Pista ciclabile di Agrigento. Tutti sanno che non doveva nascere come è nata. Fin dall'inizio si disse che quella era un marciapiede allargato e non poteva essere una pista ciclabile, perché la pista ciclabile, e lo sanno tutti, è un'altra cosa. Basta guardare le altre, belle solo a vedersi, sicure e a norma. A Siracusa, per restare in Sicilia, la pista è stata realizzata accanto al marciapiede e gode di sistemi di sicurezza. La pista ciclabile, come dicono le enciclopedie, deve essere un percorso protetto, riservato alle bici e separato dal traffico pedonale. Ad Agrigento, al Lido di San Leone, invece, tutto è stato lasciato all'improvvisazione, con il totale rischio per i ciclisti, vittime di chi sconosce le più elementari norme del vivere civile. A giugno, lo ricordiamo, un ciclista spinto da un tizio ha riportato delle fratture. L'episodio dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, che la pista ciclabile di San Leone non può accogliere ciclisti e gente che passeggia o che porta a spasso il cane. Davvero roba per la satira, insomma. Roba che non ha smosso il comune di Agrigento, che ancora non avverte il dovere di correre ai ripari per evitare altri spiacevoli episodi di inciviltà, favoriti da un marciapiede che solo qui si chiama pista.